Al totale delle emissioni in atmosfera l'agricoltura contribuisce per l'8%, l'altro 92% dipende in massima parte dai trasporti e dalla produzione di energia, poi l'industria manifatturiera 7% ciclo dei rifiuti. Sono i dati che fornisce l'ultimo inventario nazionale delle emissioni in atmosfera redatto ogni anno dall'ISPRA. Studio che ci dice anche che dell'8% di emissioni di origine agricola il 70-75% deriva dalla zootecnia ed è costituito per un 40% dai processi di digestione degli animali, in particolare dei ruminanti, 20% dalla gestione delle deiezioni negli stoccaggi, 32% dalla gestione dei suoli agricoli. Quindi se da un lato non si possono considerare l'agricoltura e la zootecnia il male assoluto, visto le percentuali, è anche vero che mentre negli altri comparti negli ultimi anni c'è stato comunque un calo, i dati del settore primario sono sostanzialmente stabili. Di strada da fare, insomma, ce n'è e ce n'è tanta, siamo in ritardo rispetto agli obiettivi fissati, però ci sono anche esempi virtuosi. Alcuni ve li abbiamo già presentati, fatti conoscere nelle scorse puntate, oggi ve ne raccontiamo un altro, quello della Società Agricola Palazzetto di Grumello Cremonese, azienda zootecnica dove si allevano bovine da latte per la produzione di latte alimentare della filiera Gran Latte Granarolo, e società agricola, azienda che ha raggiunto la negatività carbonica grazie alle sue molte iniziative di mitigazione dell'impatto ambientale. Ultima in ordine di tempo l'impianto per la produzione del biometano che è stato inaugurato oggi. Ernesto Folli, titolare della Società Agricola Palazzetto, intanto allora cominciamo con un ritratto d'azienda, quante vacche installa, quanta illattazione, quanti ettari, quali produzioni? L'azienda agricola Palazzetto è una classica azienda della pianura di Cremona, quindi zootecnia da latte da sempre, direi da secoli. Attualmente con crescite negli anni progressive abbiamo 450 vacche in lattazione, più con l'allevamento e tutto un totale di oltre 900 capi. L'azienda si estende su una superficie di 500 ettari, ormai siamo arrivati all'80% in doppia coltura, con i vari foraggi aziendali abbiamo oltre il 90% dell'alimentazione garantita dalla coltura dell'azienda e poi con le doppie colture anche la possibilità di utilizzare come seconda semina i prodotti per l'energia rinnovabile. Siamo partiti infatti nel 2009 con il primo impianto di produzione di biogas, di energia elettrica da biogas, per arrivare nel 2022, alla fine dell'anno scorso, all'impianto di biometano. Oggi l'inaugurazione di questo che è l'ultimo step di un percorso virtuoso che voi avete intrapreso da tempo. Quali sono le caratteristiche di questo impianto di biometano, quindi quanto produce, qual è la destinazione? L'impianto si collega al primo impianto del 2009 che era da 1 megawatt elettrico, quindi abbiamo collegato la parte vecchia con la parte nuova per garantire anche un futuro al primo impianto che è ancora in ottime condizioni di manutenzione e con la realizzazione di questi 2 nuovi digestori e tutta la linea di depurazione del biogas e di trasformazione del biogas a biometano siamo arrivati a una produzione di 630 metri cubi di biometano che vengono compressi, analizzati, compressi e direttamente immessi nella rete del metanodotto della SNAM. Quindi questa è la dimostrazione che la zootecnia dal latte può essere sostenibile. Voi addirittura siete a credito di carbonio negativo. Sì, mio figlio è stato negli Stati Uniti alla Penn State University proprio per fare degli studi sul bilancio del carbonio che dimostrano, come diceva giustamente, che siamo a bilancio di carbonio dalla fotosintesi all'alimentazione delle vacche, liquame e valorizzazione attraverso il biogas del digestato, riusciamo proprio a essere carbon negative. In questo la filiera di Granarolo, noi siamo entrati 2 anni fa in Granarolo, ci tengo a sottolinearlo, questa stalla nuova che abbiamo fatto nel 2019 e i futuri investimenti che vogliamo fare dopo aver fatto quello sull'energia rinnovabile del biometano in zootecnia, lo facciamo perché siamo entrati in una cooperativa che ci dà una visione per il futuro rispetto a altre aziende che magari in certi anni tendevano a limitare la produzione di latte perché non avevano sbocchi sul mercato. Con Granarolo pensiamo di avere un futuro garantito.
Giampiero Calzolari, Presidente Granarolo, secondo impianto a biometano inaugurato in un progetto che ne prevede 10 se non sbaglio. Sì, noi abbiamo questa previsione, consumiamo mediamente 30 milioni di metri cubi di gas metano all'anno per alimentare gli impianti, gli stabilimenti del gruppo. Abbiamo suggerito e caldeggiato anzi alcuni nostri allevamenti nell'investire nella produzione di biometano. Ovviamente diventa una fonte di reddito per gli allevatori e diventa per noi la possibilità di non utilizzare più metano fossile, quindi di andare nella direzione massima della sostenibilità. Un classico esempio di economia circolare, ovviamente unito anche a tante altre iniziative che dobbiamo portare avanti con la nostra filiera per avere un latte di ottima qualità e assolutamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi c'è anche proprio come obiettivo anche dei calcoli ben precisi, quindi una riduzione delle emissioni, volendo si può calcolare per ogni chilo di latte prodotto? Assolutamente sì, perché sapete che su questo ci sono un po' di letteratura datata, un po' di leggende metropolitane, per cui si vorrebbe sostenere da parte di qualcuno che gli allevamenti sono responsabili più di qualsiasi altra attività antropica delle emissioni di CO2. Già non è così nella realtà, lo dobbiamo monitorare, ma comunque dobbiamo migliorare ulteriormente. Vuol dire usare meno plastica, vuol dire usare l'energia, recuperare l'energia, vuol dire col digestato delle stalle non avere bisogno di usare chimica nei campi e così via. Alla fine l'obiettivo è di essere un'azienda con un'impronta neutra. Isaia Puddu, direttore generale Gran Latte, lo ricordava il Presidente, infatti avevo ricordato anch'io in apertura di trasmissione che sul totale delle emissioni in atmosfera di fatto l'agricoltura contribuisce per l'8%, quindi non possiamo considerare agricoltura, compresa la zootecnia, il male assoluto. Vero è che di questo 8% il 70-75% deriva dalle aziende zootecniche, dal comparto della zootecnia, che non sono solamente bovini ovviamente, però insomma di strada da fare ce n'è tanta. C'è anche da dire però che appunto la zootecnia non è il male assoluto, non è da demonizzare, molto si sta facendo. Ha detto bene, la zootecnia di fatto non solo fa il 70% dell'agroalimentare, fatto 100 insomma l'agroalimentare, il sistema agricolo fa il 70%, ma anche lungo la filiera del settore lattiero-caseario la parte preponderante delle emissioni incappa alle aziende agricole. Ma questo è un dato oggettivo e non ci deve scandalizzare e spaventare, tutte le attività economiche hanno delle emissioni. Il nostro ruolo è quello di andare a capire che lavori o che tecnologie possiamo mettere in campo per poter ridurre queste emissioni. Di fatto, lo diceva bene il Presidente prima, la gran parte dell'opinione pubblica utilizza dei dati della letteratura anche molto datati, non hanno utilizzato i nuovi sistemi di misurazione dell'impatto ambientale, noi oggi l'abbiamo fatto e risulta che noi, dati certi, scientifici, supportati appunto all'università, abbiamo un'emissione di 1,46 kg di CO2 per chilo di latte prodotto. Rispetto alla letteratura, i dati che ci sono oggi in circolazione, è un dato molto confortante perché di fatto è un dato abbastanza basso. Il nostro obiettivo da qua al 2030 è di ridurre questo 1,4% del 30% e oggi stiamo attivando tutta una serie di tecnologie che ci porta in questa direzione. Questo è un grande capitolo, l'altro è quello del benessere animale. Questa azienda, questa stalla, come tantissime altre ormai della vostra filiera, è certificata per il benessere animale, quindi è un doppio binario quello sul quale vi state muovendo. Esatto, il benessere animale è un indicatore che ci serve per misurare la sostenibilità. Faccio una premessa, Gran Latte e il gruppo Granarolo ha aderito a un organismo internazionale, si chiama Dairy Sustainability Framework, dove aderiscono le principali aziende internazionali, il quale ha indicato il percorso per misurare la sostenibilità. Sono 11 indicatori, alcuni economici e altri ambientali, e il benessere è uno di questi, quindi per noi non è un problema perché sul benessere lavoriamo ormai da diversi anni, abbiamo individuato una nostra metodologia che si chiama Buon Latte e in più le nostre stalle hanno la doppia certificazione sia per il Classifarm sia con la nostra interna. Siamo convinti che con il benessere animale ci sia una migliore resa economica ma anche un risparmio sulle emissioni perché l'animale sta bene, si riducono l'utilizzo degli antibiotici e su questo mi lasci dire che abbiamo fatto aderire Gran Latte, insomma ha iscritto la sua base sociale al Classifarm del Ministero della Salute. Questo per contenere, monitorare e così garantire un miglior utilizzo del farmaco. Prossimo impianto si sa già quale sarà ad essere inaugurato, nord, centro, sud?
Stiamo facendo proprio in queste settimane diversi incontri sul territorio insieme con gli amici dell'Associazione del Consorzio Nazionale Bieticoltori, perché i prossimi impianti saranno impianti consortili. Cosa voglio dire? Non tutti hanno una dimensione che possa supportare un investimento di questa entità. Con il CNB stiamo cercando di individuare delle zone dove 3, 4, 5 allevamenti possono convergere su un unico impianto di produzione del biometano, e ovviamente le zone più vocate sono quelle dove c'è una maggiore presenza di allevamenti, quindi la Lombardia, il Friuli, l'Emilia Romagna, probabilmente anche riusciremo a fare un impianto anche al sud, quindi è un bel connubio di chi ha la parte più agronomica e noi che abbiamo più la parte zootecnica. L'inaugurazione del nuovo impianto a biometano della Società Agricola Palazzetto ha coinciso con la seconda tappa del Farming Tour, un'iniziativa itinerante organizzata dal CIB, che è il Consorzio Italiano Biogas, per mostrare proprio esempi virtuosi di impianti a biogas e a biometano. Qui con me Piero Gattoni, che del CIB è il presidente. Intanto la soddisfazione per l'inaugurazione di questo secondo impianto, di quello che è la filiera biometano, diciamo così, progetto della filiera Gran Latte Granarolo. Ma allora noi vediamo che la tecnologia c'è a disposizione, la volontà anche, e dal punto di vista normativo della legislazione forse invece qualcosa in più bisognerebbe fare. L'obiettivo del Farming Tour del Consorzio Italiano Biogas è proprio questo, è far vedere concretamente le opportunità che ci sono rispetto all'inserimento della digestione anaerobica per produrre biogas o biometano nelle aziende agricole, in particolare negli allevamenti, e come questa tecnologia può diventare veramente un generatore di innovazione. Quindi non solo energia rinnovabile, ma anche innovazione nel campo dell'agronomia, una miglior gestione degli effluenti zootecnici e in generale una transizione verso un modello più produttivo e sostenibile, che sembrano in contrasto invece su due concetti che possono andare di pari passo. La normativa sicuramente oggi fa fatica in assoluto a mantenere i tempi dell'impresa. Noi stiamo come Consorzio Italiano Biogas con le organizzazioni agricole sollecitando il governo, perché è il momento di avere un grande piano di visione. Sicuramente è importante il Recovery Fund come opportunità per investire nella transizione di alcuni impianti a biogas e a biometano, ma bisogna urgentemente intervenire per garantire la continuità di produzione di tutte le infrastrutture, perché sarebbe assolutamente paradossale che in un momento in cui si invoca alla sicurezza energetica, si invoca una maggiore sostenibilità, si invoca un rafforzamento della filiera agricola e agroindustriale, ci siano delle aziende che siano costrette a fermare gli impianti. Quindi in questo momento ci vuole un intervento urgente per permettere a tutti di poter proseguire anche con la produzione elettrica in questa fase e dare il tempo alle aziende di programmare investimenti importanti come questi che stiamo vedendo qua nell'azienda Palazzetto, che nascono poi con un'ottica di filiera e di cooperazione che sono veramente la forza e il futuro dell'agroindustria italiana. Con le filiere agricole e agroalimentari, in un mondo ideale ovviamente, quanta energia potrebbero fornirci? Per il biometano noi stimiamo una produzione al 2030 di circa 6 miliardi e mezzo di metri cubi di biometano equivalente, considerando che oggi sono 70 i miliardi di metri cubi che vengono consumati, quindi stiamo parlando comunque di un 10-15%, di 10-12% del consumo complessivo, che potrebbe rafforzare anche la nostra indipendenza e renderci un po' più forti e comunque consistente. Bene, vi abbiamo documentato in questa puntata tantissime realtà, ci auguriamo naturalmente di poterci incontrare in un momento di rinascita nelle prossime settimane. Vedete tutti i nostri riferimenti in sovraimpressione. Grazie per aver seguito Con i frutti della terra a cielo aperto.
in collaborazione con